Denaro in cambio di sconti sulle cartelle esattoriali. 2 funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Venezia condannati a pagare 5 milioni di euro. L'indagine della Guardia di Finanza nata nel 2017. Nel pomeriggio nuovo vertice tra Ministero e gestori delle pompe per scongiurare lo sciopero di 48 ore, apertura del governo, Five Confes 100 vuole dimezzare lo stop, pompe chiuse da questa sera, oggi le code distributori, shock nella Marca e nel calcio per la morte improvvisa dell'ex calciatore del Montebelluna Patrizio Biglio, stroncato a 48 anni mentre giocava a padel in Kuwait, era responsabile del Milan Academy. Il danno causato dal crollo del basamento della Stella Cometa all'interno dell'Arena di Verona non è ancora quantificato, ma è sopralluogo della Soprintendenza Lapidario, situazione irreversibile. Rabbia e sdegno a Mestre per l'assalto dell'Adria alla sede della Croce Rossa, rubata un'automedica, poi ritrovata la sede danneggiata durante il raid. Razzia record di vino, 9.000 bottiglie di Amarono di OCG rubate da un'azienda di logistica che stava facendo partire il carico con un tir, valore del bottino 315.000 euro. Ha passato più di 4 anni in prigionia nei campi dell'Unione Sovietica, la storia del reduce di 104 anni, Giuseppe Bassi, nel documentario Bassi l'ora, giovedì sera alle 21:15 su Antenna 3, un'intervista esclusiva andrà in onda questa sera a Ring. Buonasera, ben ritrovati. Dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che volevamo proporvi noi questa sera, che riguarda l'affidamento in prova per Onichini, il macellaio che era stato condannato per aver sparato al ladro. Secondo voi è giusto l'affidamento in prova? Se siete d'accordo, quindi rispondete sì allo 0422 1626 691, se non invece non siete d'accordo, lo vedete in rosso, lo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata a Ring. E dunque l'avete sentito prima dai titoli, in seguito ad un'indagine del 2017 2 funzionari dell'Agenzia delle Entrate a Venezia sono stati condannati al pagamento di 5 milioni di euro. La Corte dei Conti di Venezia ha condannato un ex dirigente e un ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'istruttoria è collegata a un'indagine del 2017 su un giro di corruzione nel quale erano coinvolti funzionari, finanziari e imprenditori. In sostanza, gli addetti alla riscossione delle tasse avrebbero ricevuto denaro da una serie di imprenditori in cambio di sconti illegittimi sulle loro cartelle esattoriali. L'epilogo finale di una vicenda nota nella quale questi 2 funzionari, tra gli altri, perché peraltro non erano da soli, avevano addomesticato degli accertamenti tributari nei confronti di alcuni contribuenti, scontando loro indebitamente una grossa parte dell'imposta. Questa imposta, che fu risparmiata dal contribuente indebitamente, viene ora chiesta ai 2 funzionari pubblici quali risponderanno col proprio patrimonio. All'indagine erano seguiti vari arresti e il processo, nel quale i 2 dirigenti erano stati condannati per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, ma non è tutto. Verrà chiesto loro anche il danno d'immagine, cioè il danno che hanno prodotto all'amministrazione finanziaria, nello specifico all'Agenzia delle Entrate, perché la vicenda appunto è finita sui giornali. È quantificato per uno in 180.000 euro e nell'altro in 100.000 euro, che comunque viene quantificato e parametrato sulla base dell'illecito compenso a loro destinato, cioè alla mazzetta che avevano conseguito a suo tempo. Sotto indagine erano finiti 6 imprenditori, 3 funzionari dell'agenzia, 2 commercialisti, 2 ufficiali della Guardia di Finanza, un appartenente alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto e 2 dirigenti di una compagnia assicuratrice veronese. Ed ora lo scandalo mazzette a Santa Maria di Sala e gli arresti domiciliari, tra gli altri, dell'ormai ex coordinatore provinciale di Coraggio Italia ed ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni. La politica anche a Venezia si interroga. Il sindaco Brugnaro si è detto basito dopo essere venuto a conoscenza dell'operazione dei Carabinieri di Venezia che hanno arrestato tra gli altri l'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni, coordinatore provinciale ora sospeso di Coraggio Italia, il partito fondato proprio dal primo cittadino veneziano, suscitando anche la reazione delle opposizioni. Coraggio Italia si è affidata come coordinatore provinciale
è una figura sicuramente controversa, perché quanto emerge dalle intercettazioni è un quadro sistematico in cui c'era proprio un tariffario per i cambi di destinazione d'uso, e per carità, se gli avvocati della difesa saranno in grado di dimostrare che non è vero, ne sarò felice, però quello che emerge è un quadro probatorio piuttosto consistente. Noi a livello locale a Venezia abbiamo il diritto di interrogarci e chiederci se quel tariffario sui cambi di destinazione d'uso sia un caso isolato, la classica mela marcia come si diceva una volta, oppure se anche a Venezia alcune operazioni immobiliari su cui avevamo espresso dubbi in passato possano essere state in qualche modo condizionate, mi auguro sinceramente di no, da meccanismi simili. Un sistema che è stato scoperchiato anche grazie alle intercettazioni ambientali. Le microspie erano posizionate ovunque in paese. Oltre che nelle auto di Zamengo, Paiaro, Fragomeni e Carraro, erano negli uffici comunali, i cellulari e anche in 3 bar e ristoranti. Proprio in alcune di queste sono uscite le intercettazioni che inchiodano i responsabili. Le intercettazioni si sono dimostrate come l'unico modo per gettare un po' di luce sui coni d'ombra, dimostrando a seconda dei casi o l'infondatezza dei sospetti o in altri casi la fondatezza di alcuni dubbi che possono emergere quando c'è una grandissima plusvalenza conseguente a un cambio di destinazione d'uso e i beneficiari dell'operazione non hanno il coraggio di parlare. Nel caso di Santa Maria di Sala c'è un imprenditore che ha avuto il coraggio di farlo, in altri casi magari no. Le intercettazioni sono uno strumento importante. Sabato l'interrogatorio di garanzia del costruttore padovano Mauro Cazzaro, impresa la sua molto attiva nel Trevigiano con politici e amministratori cauti nel commentare la vicenda. È fissato per sabato a Venezia l'interrogatorio del costruttore di Trebaselleghe Mauro Cazzaro, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di riposo di Santa Maria di Sala nel Veneziano, che ha coinvolto 2 ex sindaci, manager e funzionari. Un rapporto stretto, quello tra la Cazzaro Costruzioni e la marca trevigiana. L'impresa non ha realizzato solamente il bosco verticale progettato dall'archistar Stefano Boeri, ma sta portando avanti in centro a Treviso un altro cantiere di pregio in piazzetta Sant'Andrea e si appresta a partire con un altro intervento ancora in via Montello. In quelle occasioni che ho avuto modo di confrontarmi con Cazzaro e con la sua azienda per quanto riguarda le operazioni fatte nel comune di Treviso, sono state operazioni assolutamente trasparenti e regolari. Conte non ha motivo di pensare che i cantieri in corso possano subire una battuta d'arresto, né ha dubbi sul discusso bosco verticale. Da presidente dell'Anci Veneto si rivolge semmai ai sindaci. Non ci sono margini per dire si lavora rispettando le regole o si lavora non rispettandole, non c'è discrezionalità sul tema, si lavora esclusivamente nel rispetto delle leggi e delle regole. La cautela rispetto ai fatti di Santa Maria di Sala è trasversale nel mondo politico trevigiano. Che l'aspetto più preoccupante della vicenda è appunto il coinvolgimento della cosa pubblica, insomma del bene comune, dell'amministrazione locale. Quando le cose ti accadono e ti accadono molto vicino e vedi che ci sono persone che assolutamente poi viene dimostrato che non hanno fatto nulla, che comunque vengono messe agli arresti domiciliari perché c'è comunque un pericolo di inquinare le prove. E quindi sono estremamente prudente. Chi poi in Italia rischia e fa impresa eccetera, credo che debba mettere in preventivo anche queste cose qui, nel senso che le variabili ormai sono tante e molte sono le persone che hanno voglia di galoppare certe cose. Io rimango garantista e mi auguro che poi la verità venga fuori. Abbiamo la magistratura che starà facendo il suo corso, come sappiamo lo fa in modo adeguato e preciso, quindi io sono dell'idea che sì, ovviamente oggi si è alzato un polverone, questo polverone andremo a vedere quando sarà il momento chi ha effettivamente le responsabilità del caso. Prima notte tra i suoi cari e forse anche primo giorno di ritorno al lavoro per Walter Onichini, scarcerato ieri e assegnato dal giudice all'affidamento in prova per 3 anni e 3 mesi. Ecco l'emozione nel racconto di un amico che lo ha reincontrato dopo tanto tempo. Silenzio, rispetto, discrezione intorno alla casa di Walter Onichini a Campo Nogara. Ha passato la prima notte tra i suoi cari e forse, ma non è detto, anche la prima giornata di lavoro nella ditta di lavorazione carni della sorella a Legnaro. Un grande desiderio di tornare alla normalità e di avere attorno volti amici. Che cosa vi siete detti appena vi siete visti?
Ma senza entrare nei particolari, io l'ho abbracciaper e per 30 secondi siamo stati in silenzio. È stato emozionante, ripeto, perché insomma sono emozioni da vivere e per dei veri amici come che penso insomma di essere stato io per Walter, come Lucio Chiavegato e tanti altri che non sono ritornati alla ribalta oggi, ma gli hanno sempre voluto gran bene. Per noi è stata un'emozione come riavere un fratello in casa. La familiarità di una torta di pasticceria e magari di un bicchiere di spumante, con molte emozioni. Mi sono commosso più io di Walter, a dire la verità, perché insomma quando ritorna un papà di famiglia come Walter, un grande evento come Walter, non potevo che riabbracciarlo e commuovermi. Guardi, ho la pelle d'oca anche adesso che ne parlo. Diciamo che Walter non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere, perché un papà che difende i suoi familiari merita un premio in altri paesi. Purtroppo in Italia sappiamo che il ladro è libero, latitante mai più ricercato, mi sembra. Gli altri 3 non sono mai stati trovati, c'è stato un accanimento per Walter. Cosa incredibile, ma adesso l'importante insomma è che sia a casa. Sciopero ridotto di un giorno per i benzinai di Fibe Confesercenti all'esito dell'incontro di oggi pomeriggio a Roma tra il ministro Urso e i rappresentanti di categoria, un vertice indetto in extremis per scongiurare lo stop di 48 ore tra le sire presenti. Fibe Confesercenti ha proposto di dimezzare la serrata a pompe chiuse dalle 19 di questa sera per tutta la giornata di domani. È morto all'improvviso l'ex calciatore di Montebelluna Patrizio Biglio, aveva 48 anni. Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Biglio, cresciuto nel nostro settore giovanile e dal 2011 allenatore della nostra scuola calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposi in pace, Patrizio. Con questo tweet il Milan ha voluto ricordare l'ex calciatore montebellunese Patrizio Biglio, 48 anni, prematuramente scomparso ieri per un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di alcuni amici che erano con lui a Kuwait City, dove l'allenatore viveva insieme alla moglie e al figlio. Il calcio entra a far parte della vita di Patrizio sin da quando è piccolo. Cresciuto nelle giovanili del Montebelluna, viene poi ingaggiato dal Milan. La sua carriera di calciatore lo porta a militare nel Monza, nell'Ancona e successivamente in diverse squadre della Gran Bretagna. Dal 2011 diventa responsabile della scuola calcio Milan in Kuwait. La scorsa estate collabora come direttore tecnico al Milan Summer Camp di Cortina d'Ampezzo. Al suo fianco l'ex giocatore e allenatore Diego Bortoluzzi. Quello che faceva era sempre molto allegro, divertito, divertente, aveva un gran bel entusiasmo insomma, che sapeva trasmettere ai ragazzi e anche tra di noi e anche tra noi colleghi. Qualche settimana fa Biglio aveva avuto dei contatti telefonici per il Milan Summer Camp in programma quest'anno tra giugno e luglio sempre a Cortina e stava lavorando a questo insieme a Pietro Vierkovud. Avevamo in programma di passare 2 settimane quest'anno a Cortina, purtroppo così non potrà essere. Il dispiacere è forte, è una persona giovane, soprattutto che lascia ovviamente la cosa lascia senza parole. I danni causati dal crollo del basamento della Stella Cometa all'interno dell'Arena di Verona non sono stati ancora pienamente quantificati, ma sono stimati in centinaia di migliaia di euro. Per il restauro saranno necessarie alcune settimane. Il danno è irreversibile, ha detto il sovrintendente all'archeologia delle Belle Arti di Verona, Vincenzo Tinè, al termine del lungo sopralluogo effettuato questa mattina con il sostituto procuratore Alberto Sergi, che coordina l'indagine con l'ipotesi di reato di danneggiamento colposo. La situazione, ha spiegato Tinè, è di un grande diffuso grave danno ai gradoni. Sono scheggiati tutti gli spigoli in una ventina di metri, dagli spalti al podio alla platea. Stiamo valutando con i nostri tecnici l'entità e la reversibilità del danno, che interessa pietre tra il 500 ed il 600 che non possono essere ricostruite con lo stucco. Presentato il bilancio dei NAS di Padova per il 2022, tra le operazioni che il nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri ha effettuato, anche quello che ha fatto emergere una rete di false vaccinazioni per ottenere il Green Pass nel Vicentino. Su segnalazioni di alcuni cittadini che si ricavano da questo medico, che avevano avuto sentore che c'era questo medico che rilasciava queste false certificazioni senza ottemplare a fare il vaccino, e quindi abbiamo fatto delle attività tecniche, abbiamo fatto dei servizi, abbiamo scoperto che questo medico praticamente dietro compenso di 300 euro
a persona, rilasciava questi falsi vaccinazioni di avvenuta vaccinazione senza averli effettuati. E con il medico vicentino sono state arrestate altre 6 persone nell'ambito di un'operazione dei carabinieri del NAS di Padova. 278 casi di false attestazioni di avvenuto vaccino. È solo una delle operazioni che i militari del NAS hanno compiuto nel 2022 nel territorio di loro competenza, che comprende le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo. Un'operatività che spazia su più campi d'azione. Ci ha tenuto impegnato molto spesso sull'aspetto sanitario, anche sull'aspetto del controllo agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali, bar, ristorazione, anche sotto l'aspetto sanitario, perché adesso nel periodo di pandemia abbiamo fatto vari controlli anche sulle farmacie, sui presidi sanitari, sul rispetto delle normative anti-Covid e anche sotto l'aspetto, diciamo così, della ristorazione e delle varie catene alimentari di produzione. Molti gli studi medici, principalmente di medicina estetica e di odontoiatria, controllati. 25 studi medici dove praticamente esercitavano delle figure professionali senza avere i vari titoli abilitativi, fra studi di estetisti e studi di odontotecnici, che praticamente esercitavano senza avere i titoli abilitativi per la professione medica. La collaborazione con i cittadini è fondamentale, sottolineano gli uomini dell'Arma. Il consiglio, per verificare se un dentista è realmente abilitato a praticare la professione, è di consultare gli albi degli ordini medici. Tutti gli albi dei vari medici comunque sono sempre a disposizione, quindi quando uno ha un dubbio, se si rivolge a qualche studio medico che non conosce o comunque che non è stato consigliato da qualche altro medico, dal proprio medico di famiglia, o si può rivolgere benissimo agli albi dei vari medici per accertare effettivamente se si tratta di un medico, si tratta di un dentista, ci sono i vari albi. Ed ora nel veneziano, lunedì sera verso le 21, alcuni individui hanno scassinato la porta d'ingresso della sede della Croce Rossa di via Napoli a Mestre e rubato un'automedica per compiere atti illeciti. L'automedica è stata ritrovata dai carabinieri un paio d'ore dopo ed è tuttora sotto sequestro per le indagini. Il presidente del Comitato di Venezia, Marco Semenzato, ha espresso sconcerto e incredulità anche a nome di tutti i volontari. Il presidente nazionale Rosario Balastro ha definito l'azione vigliacca e ingiustificabile. Chi colpisce la Croce Rossa colpisce tutta la comunità. Ed ancora cronaca, un furto di 1500 casse di Amarone pari ad un carico di un tir avvenuto nel magazzino di un operatore di logistica internazionali del vino di cui l'azienda agricola derubata Masi Agricola SPA di Sant'Ambrogio di Valpolicella si avvale da anni. L'ammanco equivale ad un totale di circa 9.000 bottiglie di Costa Sera Amarone della Valpolicella Classico DOG, annate 2017 e 2018, sottratte dalle scorte pronte per la spedizione, un valore di 315.000 euro. Si presume, riferisce Masi in una nota, si tratti di un furto deliberato dal momento che quanto mancante si riferisce solo all'Amarone Costa Sera, indenni invece gli altri pregiati vini Masi immagazzinati negli stessi locali. Dopo 4 anni, 358 assemblee e 7 congressi provinciali, il sindacato dei pensionati della CGIL si è riunito per 2 giorni a Quinto di Treviso per il 14° congresso regionale. È il primo congresso regionale del sindacato pensionati della CGIL dopo il Covid. L'ultimo si era celebrato 4 anni fa. Nel frattempo i numeri sono cresciuti. Gli iscritti in Veneto sono circa 200.000, 1 su 4 ha più di 65 anni e quasi 1 su 3 ha entrate inferiori ai 1.000 euro al mese. A Quinto il congresso regionale è chiamato a rinnovare i vertici e a presentare 2 ricerche, una sulla violenza contro le donne anziane e una sulla situazione sociodemografica. Oggi in Veneto 1/4 della popolazione ha più di 65 anni, ci aspettiamo che fra 20 anni salga 1/3. In Veneto abbiamo soprattutto 2 province che sono quelle più periferiche, abbiamo Rovigo e Belluno, che sono state coinvolte e verranno coinvolte in futuro da processi forti di spopolamento e di invecchiamento. Treviso è la provincia che è cresciuta di più fino al 2014, adesso però sta calando la popolazione anche a Treviso. In un futuro non lontano un Veneto su 3 avrà più di 65 anni. Il tema caldo è la sanità, con la carenza di medici di base e l'allungamento delle liste d'attesa.
La Regione non riesce a risolvere questo problema e sono tempi talmente lunghi che le persone o si rivolgono al privato, e noi temiamo che dietro ci sia appunto una strategia per spingere verso la privatizzazione della sanità, quindi chi può va al privato, chi non può rinuncia a curarsi. Segnali preoccupanti, la CGIL fa un appello alla Regione. Avevamo chiesto interventi straordinari a sostegno del sociale e della sanità, visto la gravità della situazione, l'aumento delle rette delle case di riposo, la situazione del cavaliere della spesa, dell'inflazione, gli anziani che non riescono a arrivare a fine mese, insomma il sociale che manca. Infine, guardando le pensioni, 1.300.000 persone, in particolare il 40% delle donne, percepiscono meno di 1.000 euro al mese, un dato che sale al 60% se si guarda solo al settore privato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Più di 4 anni della sua vita Giuseppe Bassi li ha passati in prigionia nei campi dell'Unione Sovietica. La storia del reduce di 104 anni, protagonista del documentario Bassi l'ora, in onda giovedì sera alle 21:15 su Antenna 3, un'intervista esclusiva. Andrà in onda questa sera a Ring. Questi sono alcuni oggetti ricordo anche della prigionia di Giuseppe Bassi, una persona straordinaria che tra pochi giorni, il 3 febbraio di questo 2023, compirà 104 anni. 4 di questi anni della sua vita li ha passati, ben più di 4, da prigioniero in Russia, e noi trasmetteremo il suo documentario nelle prossime serate di Antenna 3. Si intitola Bassi l'ora, un documentario meraviglioso, e adesso vi spieghiamo perché. Vi presentiamo Giuseppe Bassi. Io mi metto la maschera. Ben trovato, Giuseppe. Va bene. Perché si chiama Bassi l'ora lei? Perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No. Gliene avevano requisiti tutti? Sì, no, li avevano rubati tutti i prigionieri. Ecco, requisiti. E lei era l'unico? E tutti domandavano l'ora a lei? Quindi l'unico che aveva l'ora in prigionia ero io, e quindi quando eravamo nel Camerone e incominciavano alle 10 ad aver fame, allora incominciarono a dire Bassi l'ora per sapere l'ora per le 12 che arrivava la zuppa. Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a tornare casa? Per raccontare. Tornare per raccontare. Bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, 100.000 sono morti. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, dove il tempo è in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo nuvoloso e saranno possibili ancora delle precipitazioni sparse. In seguito diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti ma anche sulle Prealpi. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residua pioggia inizialmente, anche in questo caso poi con il passare delle ore sarà più soleggiato, il cielo sereno, bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi di mattina, poi in giornata ampie schiarite.
Temperature minime sui 2-3 gradi, massime intorno agli 8-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antenna 3. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.